Pochi giorni di lezione con pochissimi studenti e per un caso positivo di un utente, non si capisce se studente o altro, la scuola dovrà chiudere immediatamente e consentire l'intervento di sanificazione. È accaduto non in Sicilia ma a Verbania, in Piemonte, all'interno di un istituto superiore che comprende corsi in ambito tecnico e liceale. La scuola, scrive la preside sul sito, sospenderà le attività a partire da oggi per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali per riaprire quanto prima in totale sicurezza. La data verrà comunicata il prima possibile. In Sicilia l'avvio delle lezioni è previsto per lunedì 14 settembre per concludersi martedì 8 giugno dopo almeno 200 giorni di attività didattiche. Rientro in classe posticipato di 10 giorni per le scuole sede di seggio elettorale, la possibilità offerta agli istituti dal decreto firmato dall'assessore regionale Roberto Lagalla. Il dinamico direttore regionale dell'ufficio scolastico siciliano Stefano Suraniti parla invece della intensa attività lavorativa svolta nell'isola per cercare di colmare il gap. È un'importante occasione di far rivivere pienamente il senso di comunità educante della scuola. Sono state fornite, dichiara Suraniti, indicazioni e linee guida per l'implementazione delle misure organizzative e soprattutto risorse finanziarie, umane e professionali. Per la Sicilia sono stati stanziati negli ultimi 6 mesi 300 milioni di euro, compresa la seconda tranche che riguarderà l'assunzione di un ulteriore personale. Sono state finanziate importanti misure che riguardano l'edilizia leggera, l'acquisto dei banchi monoposti. È in via di pubblicazione l'esito dell'avviso per il finanziamento della locazione da parte degli enti locali di spazi aggiuntivi. Sulle aule stiamo effettuando un monitoraggio costante, dice ancora Suraniti, sentendo personalmente i dirigenti scolastici e cercando di supportarli nei contatti con gli enti locali d'intesa con i prefetti dell'isola. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Siciliana, l'ANCI Sicilia, l'assessorato all'istruzione, al fine di utilizzare le parrocchie come spazi per la didattica. Ed anche sulla questione dei docenti, Suraniti fa sapere che saranno reclutati oltre 6.000 docenti da inserire negli organici per far fronte alle problematiche delle scuole con adeguate risorse. Suraniti ammette che tutti questi adempimenti rappresentano una sfida impegnativa e ringrazio per la dedizione e senso di responsabilità le colleghe e i colleghi della direzione degli ambiti territoriali. Far ripartire la scuola, ha detto e concluso Suraniti, è fondamentale per far ripartire il Paese.